Se riusciamo a recuperare sta partita è un grande segnale, ma grandissimo. È uscito Gutierrez, imbecilli! Dai! La formazione che è quella. E non vi iscrivete al canale, non fa niente. Sono iscritti al canale altri, però poi ne parleremo. Calma. La sorpresa è che non c'è Ciovane. Stiamoci accorta. Orban, ovviamente. Yeah. Vai Gutierrez. Ma io oggi il numero 70, per forza proprio. Vai Amir, extra frontman. Lang. Ancora. Fuori gioco. Bravo Guti, bravissimo. Voi l'avete vista la panchina, sì? È chiaro che in vista della partita con l'Inter non puoi proprio immaginare che perdi anche Juan Jesus per squalifiche. Non c'è nessuno. Avanziamo a Chest prima che... delicata. No, poi... bravo. Ma lo Zanetti somiglia un po' a Luca Toselli. Perché io vedo somiglianze che non ci sono a volte. Me lo dite voi, non lo so. Politano col destro. Poi... ormai mi esalto quando... calma. Bella Di Lorenzo, vai Elmas! Ah! Non c'era lo spazio per il cross, ha fatto bene a tirare. Arriverà, amico mio. Calma, non ti preoccupare, arriverà. Gutierrez via centrale. Ah! Bello Lang, vai Elmas! Ah! Bene, bravi. Ah! Gutier, hai fatto finta. Hai fatto finta, ti sei rialzato subito, non mi fa piacere. Servirà pazienza, centrocampo. Non ti vengono a prendere alti, ti aspettano, non ti tolgono la profondità. Palleggiare per farli uscire. Scott, che eleganza. Di Lore. Orban. Di Lore. Deviata, raccomando. Ingresso 3 contro 3. Ma come sempre di tacco? Ma che è sta roba? Vabbè, dai. È delicato, sappiamo, le rivarte, sappiamo tu, però di tacco diventano tutti Socrate contro di noi. Ma com'è possibile? Spuca, Frese che con il tacco. Guarda come ride il presentatore qua. Con il tacco di polpaccio. Noi dobbiamo alzare i giri, non è che ci possiamo riposare per poi affrontare l'Inter, se si perde che sta, che serve che là. Occhio Scott. Buongiorno, dobbiamo controllare il braccio come l'altra partita. Juan Jesus sta saltando, è chiaro che sta saltando ed è tutto congruo e c'è un macello. È sempre un terno all'otto, possono fare quello che vogliono dietro gli schermi. No, questo sicuramente. Nel momento in cui quello ti salta sopra e il tuo colpo di testa non è naturale perché sei impegnato nel contrasto, quello ti sposta. Infatti, vedi, buongiorno, stai dicendo, mi è praticamente una gomitata mentre stavo saltando. Andiamolo a vedere, sì, togliamo il Napoli da mezzo. Guarda la mano Valentini che gli mette la mano sulla spalla mentre quello sta saltando e chiaramente senza saperne leggere né scrivere la palla ti va sulla mano. A seguito di revisione, fammi sentire. Non poteva esserci, tocca il pallone con un braccio, ma prima Riceve un fallo. c'è l'intervento del difensore su di lui che lo sbilancia. No, che resta rincorsa e merda. L'aveva quasi preso. Niente più, quante esultanze può fare? Si metteranno 300 pullman dietro e buonanotte. Milinkovic, Savic. Oh, magari! Ma è una cosa normale abbracciarlo e prenderlo per la gola così? Niente, nemmeno giallo. Mamma mia, Marchetti. Bravo Di Lorenzo, mettilo buono. Eccolo! No! C'è un po' di frenesia nei passaggi, si vede un pochino... Abbiamo accusato il colpo, c'è poca lucidità. Serve pazienza. Se pure lo bot sembra proprio impossibile, Anche linee di passaggio che sembravano semplicissime nelle altre partite, oggi non riesco. Oh, non riesco, McTominay! Vi rendete conto? Anche quando ci arrivi, Belebun, una schiena. Colpo sicuro. Ma smettila di dirmi quello che sta succedendo a Atalanta-Bologna. Non mi interessa. E se mi interessasse e me la voglio andare a vedere senza sapere i risultati. English. Non c'è. È una partita inutile. Non l'hanno messo il telecronismo inglese. Molto elaborato questo calcio di punizione. Hanno perso 4 minuti solo per pensarla questa cosa. Dai, il gol alla fine, lo scadere, dai. Ah, quasi. Ma io è dura,
sarà proprio dura. Ti prego Napoli, regalami un sogno di un secondo tempo travolgente, perché sennò difficile. Che ci dà munezza la gente, ecco perché. Dai, proprio ricomincia da capo, vorrei rigiocare pure il primo tempo. Dai. Milinkovic Savic. Amico mio, non l'avevi bloccata e ti è andata bene, andiamo. Bravo. Ah! I saldatori, in aria ci sono i saldatori del Napoli. Saldano. La mia maledizione. Non mi si chiude mai lo stomaco. Sai, c'è stata una gente che dice: delusione d'amore, non voglio mangiare. Oppure non mi sento bene, non voglio tutto quello che può succedere nella vita. Il Napoli che perde col Verona. Ci dovete spiegare Napoli-Verona. Io la fame non la perdo mai. Ma pigliato per il cazzo a questo, a Lang. Ma è una cosa. Marianucci a centrocampo. Lo sapevo, l'ho detto agli amici del gruppo Telegram, perché Scott stava zoppicando. Capiato un pestone, una botta, una cosa. Marianucci a centrocampo. Poi Noah, ma che già fa? Come mamma fa? Vai, tiro forte! Ah, bravo! Non sembrava deviata, no, tiro dritto. Ed è gol! L'ha segnata Mir, credo. Scott. E allora se è Scott, credici Napoli, credici. Ve l'avevo detto che avevo McTominay contro al fantacalcio. Ma come al posto di Emma? È uscito Gutierrez, imbecilli! Se riusciamo a recuperare sta partita è un grande segnale, ma grandissimo. Bravo Lobo! Le energie, le sentite? Lang. Vai Poli. Bravo Spina. Mamma mia, Højlund che aveva fatto. Mannaggia! Aveva seguito Scotti. Lo Botka proprio in affanno. Bravo Højlund. Qualcuno che va vicino? Lang. Questa strattonata, no? Che è leggera. Quindi non esageriamo, non è che gridiamo. Ma tu vuoi andare a dare un po' di pressione all'arbitro e a dire: oh, hai visto? Mi ha strattonato, vallo a rivedere. Qualche dubbio che magari controlla. Se non lo fai, in sala VAR dico: meno male, questa vaia. Capite alla volte la malizia che non abbiamo. Spina, bello. Spina è entrato tosto, Al posto di non lo toglie Scott. Marianucci al posto di Elmas è una bella sostituzione, Bello colpe test proprio Marianucci, perché quello comunque è alto. Oh, non è saltato. Ma come Jucap, fammi capire. Politano più avanti. Di Lorenzo e Marianucci. Chiappa Cagliardini. Giovane. Verne de Marona. Spina. Io non l'ho mai sentito un telecronista che ti dice quello che sta succedendo su un altro campo, che è inutile in teoria. Non è che stiamo alla fine del campionato che tu dici sull'altro campo si sfidano e che quindi serve. Marianucci. Maronna mia. Bravo Højlund, vai Spina. Gliela ridà. Bello, buono. Inciampate. Bravo Scott. La bucata è quella, non c'è nessuno. Pigliate sta palla. Lang. Pure il cambio rimessa gli hanno dato, che schifezza. Vai Politano, ti prego. Bravo. Bravo. Alza sta palla Politano. L'ha fatto Højlund. Alza sta palla Politano, la palla è passata. L'ha fatto Højlund. Politano in un modo o nell'altro l'assist te lo fa. Petto, non vi permettete proprio. Quell'altro McTominay, la presenza fisica è lui ad essere strattonato, non vi permettete proprio. Højlund contro al fantacalcio. Assafa. Dio sia Dai ragazzi, dai. Io ci credo. Andiamo, però calma. Però calma. State controllando? Che cosa state controllando? Che è Scott a essere strattonato. Non controllate niente. Anzi, controllate, ma non fate... Voglio, quale tocca il pallone di mano? Fatemelo vedere bene. Non è andato nemmeno a vederlo, capite? Non è andato nemmeno a rivedere, quindi deve essere nettissimo. Io al replay non l'ho visto. Vai Lang! Fallo! Ammonire! Ti hai messo lo sgambetto e stava andando via da solo. Stai pure protestando, incredibile. Luca, che ti devo dire? Abbracciamoci e poi ci salutiamo. Che ti devo dire? Amir! L'ha fatto Scott! C'era Rachmani pure giù. Cioè, come se tu stai già così, no? Ma come fai? Bravo Scott. Luca!
Luca dice pure no, te lo giuro, invece bugia. Eccolo Di Lorenzo! Di Lorenzo! Bellissimo tra l'altro! Annullateci pure questo! Annullateci anche questo! Gliel'ha messa Marianucci? Bravo Marianucci! Poi non ci siamo arresi, E di fronte alle difficoltà, di fronte a mille peripezie. Bella prova di carattere. Primo tempo deludente, adesso bella prova. Vai Politano. Eccolo! Politano! Ci dovrebbero dare 20 minuti di recupero. Bravo Scotti! Bravo Di Lorenzo, è fallo, ma continua. La finta, non ce l'abbiamo quello che sa fare una bella rimessa verso. Però questo cross è Lobo. Buongiorno, no. Che lancio Milinkovic, bravo. Vai Oilon. 3 minuti. Io 3 minuti. Ma veramente? No, non è possibile. State scherzando? Ha letto male. Forse il 3 è un 8. Ma forse, no, è impossibile. 3 minuti. Vai Luca, credi? Ma la pallata su Luca non è una cosa che Conte aveva detto, mette in difficoltà. Niente, non la faci. Boh. Polità, liberati del pallone. Mariano. Erano 7. Voglio i falli laterali battuti così. Io sono senza parole. No, quali ultimi 50 secondi? So 7, hanno accunciato. Vai Luca. Vai Spina. Giovane. Palla per l'ultima azione del match. Ci sono altri minuti. Luca, gli hai dato un passaggio a Politano che ti meriteresti proprio un rinnovo di contratto. Scott stava facendo una da rovescia. Pino. Di Lorenzo. Giovane, finiscila. Polità, guarda però prima di fare sti cross, Guarda. Vi rendete conto dello sforzo profuso? Saranno stanchissimi. Vai, Luca. E quando non puoi vincerla, almeno non perderla. Io sono contento della reazione nel secondo tempo. Sono dispiaciutissimo ovviamente di quello che nel primo dovevi fare di più, al di là di tutto. Però è un brutto passo falso. Lasciamo molti like per la reazione. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.